Un'indagine tutt'altro che conclusa. A un anno dallo scoppio della bufera, l'inchiesta Mose continua con la Guardia di Finanza in prima linea. L'occasione per ribadirlo la cerimonia per i 241 anni dalla fondazione del Corpo celebrata a Venezia. Nel bilancio tratteggiato dei primi 5 mesi di lavoro delle Fiamme Gialle in Veneto resta la corruzione, uno dei principali filoni di intervento. 215 le persone denunciate, 39 gli interventi specifici per reati contro la pubblica amministrazione, controllati appalti pubblici per oltre 100 milioni di euro. E poi i filoni ancora aperti del Mose. Alla contestazione delle numerose violazioni in materia di antiriciclaggio per le movimentazioni ingenti di denaro che ci sono state, ovviamente per contante, relativamente ai fatti corruttivi contestati. Ma non solo, l'inchiesta prosegue alla caccia delle tasse evase su proventi illeciti incassati. E poi ci sono ancora, tanto per far capire che l'indagine è ancora viva, su delega della magistratura contabile, quindi della Corte dei Conti, degli approfondimenti per il danno erariale determinato dall'alterazione dei costi nella gestione del Mose. Soldi coperti grazie a false fatturazioni, tutto il vaglio degli investigatori. Dal 1 giugno operativo a livello nazionale uno specifico nucleo anticorruzione, una sorta di braccio operativo del commissario nazionale Cantone. Nel Veneto ha avviato un'analisi di rischio. Siamo in collegamento con l'autorità nazionale e con il nostro reparto a livello centrale per far confluire questi dati in un piano più ampio che sia poi foriero e propedeutico allo sviluppo di attività investigative. Diciamo che il Veneto costituisce un po' anche un laboratorio su questa realtà.